Un interessante convegno oggi dal tema le società di capitali e la farmacia, gli aspetti giuridici, fiscali e amministrativi. Un convegno fatto in tandem tra Federfarma e l'Ordine dei Farmacisti, dove sono presenti anche rappresentanti, esponenti dell'Ordine anche a livello nazionale. Ecco, tematiche importanti di cui il farmacista deve essere, diciamo, aggiornato con le evoluzioni della legge. Sì, oggi è un approfondimento della legge 124 del 2017, praticamente quella che recita proprio l'entrata dei capitali all'interno della compagine della proprietà della farmacia. Diciamo è un salto un po' nel buio, quindi stiamo cercando di capire anche le caratteristiche e le opportunità, sia dal punto di vista ovviamente positivo che negativo, degli aspetti che possono venire fuori da questa legge. La farmacia adesso ha assunto una caratteristica diversa, diciamo oltre a essere un'attività di tipo professionale nel vero senso della parola, perché dà servizi, perché ha contatto con il cittadino, è anche un'attività commerciale, quindi dico, vogliamo rivedere, diciamo, la farmacia anche sotto l'aspetto amministrativo, dal punto di vista proprio di questa nuova legge. Un'opportunità, bisogna vedere la metà del bicchiere pieno, diciamo, sempre nell'interesse della categoria, questa è la cosa importante. Io però devo dirvi con molta onestà che ad oggi siamo sempre stati accusati che il sistema delle farmacie è un monopolio in mano, è stato un monopolio in mano a 18.000 titolari di farmacia. Oggi con questa nuova legge, visto per come è stata impostata, dove le società di capitali possono gestire fino al 20%, possono acquisire fino al 20% di farmacia, questo monopolio si trasformerà, rischia di diventare un oligopolio in mano a 5 società di capitali che possono prendere in mano il sistema. Questo non so, me lo interrogo da cittadino e non da un operatore sanitario o da farmacista interessato. Un oligopolio certamente non porterà niente di positivo, perché chi farà i turni, come verranno fatti, chi discuterà da parte del governo con chi? Con 18.000 farmacisti? Forse era meglio discutere con 18.000 farmacisti, o forse è che più che discutere con 5 persone sedute a un tavolo che dettano le regole. Beh, intanto ne approfitto di questa opportunità per fare i complimenti sia all'associazione che all'Ordine di Agrigento per l'organizzazione tempestiva di questo convegno, al quale partecipa un numero considerevolissimo di colleghi, essendo domenica mattina, quindi dimostra l'attenzione per la materia. Beh, certo che è una legge che noi non avremmo auspicato, né avremmo mai proposto, ora c'è, bisogna valutarla secondo quelli che sono i pericoli, secondo me molti, e le opportunità, poche ma alcune ci sono. Secondo i punti di forza della farmacia, che sono la capillarità, la distribuzione sul territorio, il rapporto di fiducia che c'è tra il titolare di farmacia e il cittadino, secondo me se noi sapremo come dirigenti proporre soluzioni e i colleghi sapranno valorizzare questo loro ruolo, la farmacia passerà indenne anche da questo grande cambiamento. Il senso della mia presenza nasce dal ruolo che in questo momento occupo in Assemblea regionale come Presidente della Sesta Commissione, e capire un po' con questa legge 124 cosa realmente vada a cambiare nel sistema sanitario quando parliamo di farmacie, e ora come capitale d'impresa, se ho capito bene, insomma, la possibilità di mettersi insieme, fare impresa, essere società, e forse da un lato calerà quel monopolio a cui eravamo abituati, ma dall'altro lato ci auguriamo che i servizi rimangano di qualità.